Amici di Calcio Napoli 24, rieccoci nel nostro viaggio fra tutti i quartieri di Napoli per la festa scudetto che si sta preparando. Siamo di nuovo al borgo Sant'Antonio Abate, Vico II Santa Maria Avvocata, e come avete già visto negli scorsi video è già molto addobbato, ma c'è una novità perché vedete qui è stata posta questa squadra di giocatori del Napoli con anche Spalletti, che sono appunto posizionati per fare la foto di rito, quindi a dimostrazione ulteriore di come la città senta il gruppo che si è formato. Vedete anche l'intestazione del luogo in cui siamo, ovvero Miez o Larg, come si suol dire e come si definisce qui al borgo Sant'Antonio Abate. Vedete anche la sagoma di Spalletti che guida la squadra in campo, ed è davvero una novità perché in questa modalità non lo abbiamo ancora vista la squadra posizionata in giro per la città, finora solo le sagome singole, invece questa è appunto la sagoma totale di tutta la squadra. Vedete anche sopra lo scudetto col numero 3. Di fronte sul muro c'è il murales Subuteo di cui vi abbiamo già parlato negli scorsi video, con tutti i giocatori apposti lì, e poi c'è questo bellissimo quadro, anche questa è una novità, con lo scudetto e tutte le foto delle varie esultanze di questa stagione che rimarrà storica a prescindere dall'esito finale.